Allora, cosa è successo sul fronte della politica nelle ultime ore? Torna, adesso che sembra quasi andare verso la soluzione del tema del coronavirus, il fronte elettorale. Quindi, di nuovo, quella voce per cui la Lega penserebbe di andare da sola, dal patto delle ciliegie di Verona, con la critica per Salvini che sbaglia oggettivamente mangiandosi le ciliegie mentre Zaia parla di una cosa seria. Cosa dice Salvini? Prima di tutto l'autonomia, che è quello che dice anche Zaia al primo punto. E allora in quel momento ritorna, diciamo, il possibile contrasto con Fratelli d'Italia, i quali in realtà continuano a dire che sono stati a fianco del governatore nel momento in cui c'è stato il referendum, quindi hanno sostenuto l'autonomia. Sono tutte mosse che ci portano a un avvicinamento di legami, contrasti, candidature nelle varie regioni e che qui però danno una lettura differente. La Lega davvero sta pensando di andare da sola? Perché ha una grande visibilità il governatore, perché è primo partito, lo sappiamo bene dai risultati delle ultime tornate elettorali, perché? E quindi mettendo in difficoltà anche gli alleati. È un centrodestra che a livello nazionale invece si vuole presentare unito per ambire al ruolo di governo nuovamente. Cosa ha detto oggi Zaia in conferenza stampa? Primo punto, ha lasciato scivolare le dichiarazioni di Roberto Marcato, assessore leghista, Bulldog, che dice che Fratelli d'Italia è uno stato centralista e statalista. Ma Zaia dice, non significa che se uno partecipa alle parate o la bandiera la tira fuori ogni giorno che non debba essere autonomista, perché l'autonomia è nella Costituzione. Risponde De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che è furbo perché mette risposta alla palla nel campo della Lega. Dice, io apprezzo molto Zaia perché ha un ruolo e non solo regionale, ma nazionale. Dopo vi spiego perché è furbo. E tant'è che poi ribadisce come lui preferisca continuare così, perché se no si mette in dubbio l'alleanza nazionale e mettendosi in dubbio l'alleanza nazionale anche lo stesso ruolo che lui vorrebbe per Zaia sul fronte nazionale, seconda stoccata nel rapporto tra Zaia e Salvini. Questo metterebbe in crisi tutto quanto. Allora, cosa ci sta dicendo De Carlo? Che poi, tra l'altro, dice se devo scegliere tra Salvini e Zaia, scelgo Zaia. Ributta la palla nell'altro campo sui famosi contrasti veri, sopiti o sotterranei tra Zaia e Salvini, il quale Salvini, mentre Zaia parla di cose serie, mangia le ciliegie, quindi non dimostra una capacità amministrativa seria sui fatti rispetto al governatore del Veneto. Insomma, questa è la situazione attuale, però è chiaro, l'abbiamo mostrato nei numeri anche nei mesi scorsi, come se la Lega dovesse arrivare a un contrasto di questo tipo salterebbe il banco su molti aspetti. Zaia dice abbiamo un documento pronto, è un documento di fatto preelettorale di accordo nel centrodestra, è difficile che quel documento non lo firmino tutti. Siamo certi che in quel documento c'è l'autonomia tra i primi punti, però dice il governatore è lì pronto per essere firmato e firmabile da tutti. Vedremo come andrà a finire.